Sei son, sette son, sei son, burrabe, ella, vatore, yedu, inverso, sei son, otoza, santa, burrabe, ella, sei son, sette son, sei son, Oto tanta boques que acompanyan a esa festa muralestra, serias e puntadas, strumentadas, batirrisas, murra bella, pizzo che garzovana, lucentes che istella, sonor de chitarra, d'organ e grupa che in festa, in ugor. Sei son. Sei son, sette son, sei son, murrabe, ella, vatore, edu, inverson, sei son, otota, alba, murrabe, ella, sei son, sette son, sei son, Oto tanta boques que acompanyan a esa festa muralestra, serias e puntadas, strumentadas, batirrisas, murra bella, pizzo che garzovana, lucentes che istella, sonor de chitarra, d'organ e grupa che in festa, in ugor. Le voci di Nuoro della città cantano Gesù Redentore per questo appuntamento numero 110, per questa tradizione in questo luogo che è anfiteatro, è vero, ma è l'autentico tempio delle danze popolari, dei canti, dei suoni, dell'isola intera e in particolare di Nuoro. Aiutatemi a salutare tutti coloro che hanno voluto e hanno lavorato per questa 110ª edizione che ha organizzato l'amministrazione comunale della città, e quindi a loro, a tutta l'amministrazione, a tutti coloro che hanno lavorato, a tutti gli artisti, a tutti i gruppi, vorrei dedicare questo applauso bello degli appassionati quali siete voi, tutti gli anni presenti dai primi attimi di questo appuntamento. Io ringrazio personalmente davvero tutta l'amministrazione, il sindaco Alessandro Bianchi, l'assessore Leonardo Moro, ma davvero l'amministrazione tutta, e farò nel corso della serata tanti ringraziamenti, perché come potete immaginare questo straordinario momento dell'isola che è cominciato ieri con le espressioni del carnevale tradizionale della Barbagia e dell'isola intera, questo pomeriggio con i colori di tutta la Sardegna, con la bellezza dell'abbigliamento popolare, e stasera con l'anima che si mette in moto nei suoni, nel canto e nel ballo popolare. Quindi sarà davvero un piacevole appuntamento, tradizionale, piacevole appuntamento. E le voci di Nuoro, abbiamo detto, il coro Nugoro Amada diretto da Paolo Puggioni. Loro hanno quest'anno il grande piacere e compito di aprire questo appuntamento con quello che ci racconta, il canto che ci racconta un po' i suoni e Samurra. Anche questo, due aspetti del gioco, del canto, della tradizione, insomma due momenti forti dell'isola. E adesso c'è un canto, una canzone d'autore, dove appunto il testo di un amore inizialmente clandestino, quasi temuto, ma poi che sfocia in in uno straordinario e appassionato occasione di manifestazione del sentimento più bello, un testo di Rosa Maria Patteri, la musica di Claudio De Sena, gli arrangiamenti del maestro Paolo Puggioni e le voci di Nuoro, quelle del coro Nugoro Amada. Buona serata e buon festival a tutti voi.
fura, desas tribulia mea pa tutti curas, ma tu es sempre in celeste dono, nasci tu promene solu. Galutus tu coro no ha compreso, e galu non ser dao pro arreso. Prima vagabundo, como eterno nodo, promi ligare a tie solo. Galo costo coro no ha compreso, e galo non ser dao pro arreso. Prima vagabundo, como eterno nodo, promi ligare a tie solo. Sos colores de su verano, su primo sole de su manzano, io corre struglio sin volum meltan a tie solo. Galo costo corona compreso, e galo non ser dao pro arreso. Prima vagabondo, come eterno nodo, Promi ligare a tie solo. Si canta spesso l'amore, caro direttore, anche in questo caso è stata una bella occasione per offrire in questo scenario davvero straordinario dell'anfiteatro ancora una volta un po' il frutto del vostro lavoro, delle vostre prove, delle vostre passioni. Quindi grazie a tutti i componenti del coro Nugolo Amada. Vede ancora applausi, aiutatemi a salutarli tutti. Grazie, grazie. Questa è una parte delle voci di Nuoro, perché poi avremo anche un altro coro di turno stasera, quindi ci saranno molti gruppi. Faremo anche un bel viaggio nell'isola. Tutte le volte l'occasione del Festival regionale del folklore ci permette davvero, stando qui fermi, di assaporare, di attraversare, di conoscere l'isola del canto e della musica espressa principalmente attraverso il ballo, e sono molte le formazioni che anche quest'anno il comitato artistico e organizzatore incaricato dal comune ha individuato tutta una serie di formazioni che per tipologia, per peculiarità, per strumento musicale utilizzato, insomma per tutta una serie di elementi hanno scelto veramente con molta attenzione tutte le formazioni che stasera ci porteranno in questo meraviglioso viaggio della ricchezza delle danze popolari della nostra isola, dei balli rituali e delle danze popolari, perché adesso con un organetto che amano tutti gli appassionati, perché anche maestro di folklore di questo palcoscenico, Totore Chessa, al quale va un bel saluto caloroso, e l'altra parte del vostro saluto caloroso va Tore Mazzau, e stasera in duo avranno modo di dare ritmi e tempi alla bellezza di questi uomini e donne di Ittiri Cannedu. Guardate, già l'abbigliamento popolare ci porta nel sogno della ricchezza dei costumi dell'isola, e a Ittiri ci sono molti patrimoni anche espressi nella danza, il ballo tradizionale tondo, quello a voce, chitarra e fisarmonica, ma anche la danza di corteggiamento. Insomma, ci sono diversi elementi e momenti del ballo, e noi vivremo la danza di corteggiamento, anzi, sa danza itiresa, Ittiri Cannedu.
Cari amici di Cannedu, avete visto con quale passione vi hanno seguito e con quale calore vi hanno ringraziato per la bellezza del vostro ballo. Ne hanno ancora voglia di applaudire Iti, facciamolo bene per loro, grazie. È una bella tradizione di questa città del Logudoro. Accomodatevi amici, accomodatevi pure, perché adesso vi salutano, così beccate anche il terzo applauso ormai, insomma, e facciamo in modo che possa salire su questo palcoscenico un altro gruppo ospite. Ma prima permettetemi, cari amici, io ho detto ci sono tanti ringraziamenti, perché una manifestazione, la manifestazione più importante per quanto riguarda questi aspetti delle danze popolari, certamente è un impegno importante, sia per quanto riguarda l'amministrazione comunale della città di Nuoro, lo abbiamo detto, ma certamente la città di Nuoro ha bisogno di partner pubblici, e in questo caso io devo ringraziare a nome del comune della città, la regione autonoma della Sardegna, voglio ringraziare la provincia di Nuoro, voglio ringraziare la Fondazione Banco di Sardegna, il sistema turistico locale di Nuoro, l'istituto etnografico, ancora la biblioteca Satta, l'ATP, quindi l'azienda trasporti pubblici, e Nuoro Ambiente. Per ora a loro facciamogli un applauso bello, perché è l'unico modo che abbiamo per manifestare questa gratitudine per questi enti, per queste istituzioni che hanno sostenuto e che sostengono questa attività. Vedete, mentre io vi raccontavo di enti pubblici, guardate che bellezza questo cambio, si passa dal Logudoro alla Baronia, in un posto che la Deledda ce l'ha descritta, quasi ce l'ha fatta vivere attraverso i suoi scritti, le sue pubblicazioni, ed è Galtellì, e a Galtellì noi abbiamo la possibilità, insomma, di vivere una parte dei loro balli con Paolo Rodriguez, che è un giovane, anzi giovanissimo organettista, e loro hanno nel proprio patrimonio anche ballo e trespasso, se noi lo viviamo insieme. Prego, Galtellì.
La baronia nel ballo e nei suoni, la baronia con Galtellì, il gruppo folcloristico di Galtellì. Grazie ragazzi e grazie a Paoletto Rodriguez che si può accomodare, così lasciamo spazio anche al prossimo musicista. Beh, devo dire che l'anfiteatro comunale intitolato al grande Faber stasera è oramai quasi colmo in ogni ordine di posto. È bellissimo vedere tanta gente, è bellissimo vedere e sapere che tutti voi amate queste nostre tradizioni, è veramente bello sapere che siete così tanti. Grazie a tutti voi, grazie per questa vostra presenza. Sapete, grazie alla vostra partecipazione tutti i gruppi della Sardegna, tutti farebbero qualsiasi cosa per ballare qui, perché si raccolgono le più belle emozioni. Quasi meglio di ballare durante il ballo in piazza nel proprio paese, perché si sente forte il sostegno degli appassionati e questo è davvero il palcoscenico ideale. Guardate come sono anche felici i nostri amici di Mamoiada che ieri ci hanno portato questa meraviglia dei Mamutones e stasera guardate la bellezza nella semplicità di queste ragazze mamoiadine e dei giovani che danzeranno con loro. E lì a Mamoiada c'è questo ballo su Passo Torrau, che è un ballo che ha questa forza straordinaria ed è caratterizzato da una leggerissima genuflessione. Davvero molto bello vederlo, molto bello sentirlo con Marco Sale e il suo organetto. Quindi tutto questo luogo, tutti questi applausi ora sono solo per Mamoiada. Eccoli.
Serve per far salutare ancora i giovani di Mavoiada che hanno ben rappresentato il proprio paese con il ballo e con questa bellezza dell'abbigliamento. Oh, bene, bene, bene. Sono davvero molto felice anche quest'anno di avere questo onore di raccontarvi di volta in volta cosa succederà sul palcoscenico, perché come detto non è un piacere soltanto per i gruppi, ma è un piacere per tutti coloro che lavorano su questo palcoscenico, me compreso. Ma io vorrei fare un ringraziamento e augurare buon lavoro a tutta la grande macchina tecnica, dai tecnici audio, le luci, il direttore della fotografia, il video, la regia televisiva, insomma tutta la squadra tecnica, e sono 40 persone che stanno lavorando con noi. A loro gli vorrei fare davvero un grande saluto di buon lavoro a tutto lo staff. Oh, tutti gli allestitori, elettricisti, tutti. Guardate che bellezza. Io vi ho detto, facciamo un giro in Sardegna e in un attimo l'abbiamo attraversata dal Logudoro fino al Campidano. Quartu Sant'Elena è una delle città più importanti della nostra isola, e pensate, cioè più importante dal punto di vista della quantità demografica, è la terza città della Sardegna. In questa località ci sono almeno 9 formazioni di gruppi folcloristici, quindi c'è veramente una grande passione nei confronti della danza, e fra queste associazioni c'è anche questo che viaggia nel nome dei fiori della primavera, Flores de Verano, e loro hanno scelto di rappresentare attraverso un trio che spesso si usa in Campidano, un trio musicale con il membranofono, quindi il tambunello, l'idiofono con il triangolo, e poi ancora lo strumento semplice zufolo pastorale su Sulittu, che in Campidano evidentemente è molto diffuso. Questo trio formato da Pierluigi Mattana, Moreno Largio e Luca Schirru daranno ritmo e tempo al gruppo di Quartu Sant'Elena, che chiaramente nel nome del Campidano di Cagliari eseguirà proprio su ballo Campidanesu.
anche nel nostro patrimonio dell'isola intera, il ballo campidanese, abbiamo avuto modo di vederlo e ascoltarlo nei suoni, quindi grazie ai Sfroris de Beranu di Quartu Sant'Elena, accomodatevi, grazie mille. E adesso da un ballo estremamente aperto nei suoni e nella esecuzione coreutica ad un'altra espressione che so che gli appassionati seguono con grande attenzione. È uno di quei balli che a differenza di altri non hanno avuto una diffusione, sono rimasti profondamente radicati in questo territorio. Ce ne sono diversi di balli che sono balli proprio rituali propiziatori ed è interessante e suggestivo anche l'accompagnamento che ci induce a pensare che come per i balli popolari, per la sua esecuzione, anche quelli più solenni e importanti, basta anche solo una ritmica di accompagnamento. Infatti sarà una voce solista maschile a cappella, quella di Cosimo Lippi, per accompagnare Oliena, il gruppo folk su Gologone di Oliena, questa formazione storica che viene accolta con grande entusiasmo dagli appassionati dell'anfiteatro Fabrizio De André. Così con questi applausi salutiamo anche la bellezza dell'abbigliamento popolare e la ricchezza dell'abbigliamento popolare. E fra i balli preziosi che hanno a Oliena c'è questo davvero suggestivo e appassionante, si chiama Sudurdurino. Totu pari afatu apiagere Omo gimalasadu malasa Omo gimalasadu aserpugia No apoletu no apomudere Lurudu 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 Ognuno miso e corto solo costumala corcare all'età banda e ai sia ognuno che vi ama a provare su me budisco solo duluru 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 Vieno a mutere corca solo e la passa si disconsola Ando chi camzere non binda Ira da curriolo sull'etto Duluru 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 Ite mi importa si resto vivo Los rollos de la vida finista Duluru 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 Los rollos de la vida finista La cano mermancada mermanca Duluru 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 La cano mermancada eria
Isano mi atado prusado Duluru 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 Isano mi atado prusado e a sus pantalones de pillo y le ponía capulor vía luru luru luru. Grazie a Melasano. Cosimo, vieni a prenderti questo applauso che è anche per te. Vieni, vieni. Oliena, Psicologone. E questo applauso era anche per te, grazie, perché adesso una coppia rimarrà qui con noi, gli altri dovranno andare in paese perché in questi giorni sono in festa. San Lussorio avete. Quindi avranno tante occasioni per stare insieme anche a Oliena, ma rimarrà una coppia di ogni gruppo. Io invito anche i gruppi che ancora si devono proporre sul palcoscenico di lasciare una coppia, perché il finale oramai, come vuole la tradizione del tempio del Festival del Folklore, si conclude con il ballo dell'isola, tutti insieme, tutta la Sardegna balla con gli stessi ritmi e tempi, e nello stesso tempo ci saranno anche i fuochi artificiali nel cielo di Nuoro che sanciranno, insomma, la conclusione di questa 110ª edizione. Ma da qui a vedere tutto ciò avremo tante belle cose ancora da proporvi. Intanto il Sarcidano, con l'abbigliamento così semplice, con i ricami a motivi floreali e le danze del Sarcidano, e in particolare di Serri, quindi su Ballo Serri o su Ballo Serresu, che ha evidentemente anche nello sviluppo coreografico una sua peculiarità. E quindi vediamo insieme a Serri, al gruppo folk che è intitolato a Santa Vittoria, e la fisarmonica di Ignazio Mura, proprio il ballo, reso certamente spettacolare dalla coreografia, ma il ballo della piazza di Serri. Prego.
Lettonia. Ignazio, grazie, anche perché la fisarmonica è lo strumento che spesso accompagna le danze in Campidano, nell'area meridionale, che è un po' la trasposizione, lo strumento moderno delle... La UNEDAS riesce a rifare tutte le nodas di questo strumento tradizionale. A proposito, io ho fatto tanti ringraziamenti all'amministrazione comunale, intanto della città di Nuoro, per l'organizzazione, ma uno personalissimo, mi permetterete di farlo davvero, a tutto l'ufficio turismo del comune di Nuoro, a partire dalla dirigente, la dottoressa Maria Lucia Malandrino, la dottoressa Piera Cotto, tutti i ragazzi, tutto lo staff, tutti i funzionari che lavorano in questo assessorato, per l'impegno, per la dedizione che hanno messo a disposizione di questa manifestazione in questi giorni. Davvero grazie, perché io l'ho vissuta personalmente in questi giorni, e anche a tutta l'amministrazione comunale vorrei fare un altro applauso. Aiutatemi, vi prego, perché veramente c'è un amore che non si incontra in altre occasioni. Durante il Redentore tutto cambia, c'è davvero la passione pura, quindi grazie a tutti. Guardate che bellezza, questo cambio scena è meraviglioso. Io sono contento di incontrare ancora Ploaghe, e anche qui per la particolarità dell'abbigliamento che è unico, con questa groppera, chissà perché gli hanno rifatto un po' tutti i fianchi con queste imbottiture, il copricapo con la croce gialla, quindi insomma tutta una serie di elementi anche devozionali evidentemente nell'abbigliamento popolare. Ma ciò che mi incuriosisce di più è il comitato ha fatto bene a chiedergli di proporci questo ballo, perché nella musica è davvero unico. Nella musica ci ricorda un po' le note del ballo campidanese, in qualche modo ci richiama alla danza dei fazzoletti, ballo dello sbucalor, che in Campidano aveva una grande diffusione. A Ploaghe è diventata una danza vera di corteggiamento, ma probabilmente perché un suonatore di organetto, Tirighedu Pintu, così lo chiamavano, nel passato, aveva in qualche modo rielaborato anche questi suoni, e nel momento in cui la comunità lo fa proprio e lo balla, lo perpetua, diventa tradizione popolare. E a Ploaghe c'è la tradizione popolare su Tirighedu Pintu, e importante sarà la musica di Carlo Boeddu. Ploaghe.
Righedu Pintu, da Ploaghe e da Carlo Boeddu, grazie ancora, potete fare un'uscita trionfale così vi applaudiranno ancora, prego, prego, prego. Ecco, da questa parte, così, così. Bene, bene, bene. Nella costruzione della scaletta di stasera abbiamo voluto lasciare due gruppi della stessa regione storica, ossia del Logudoro, proprio perché ci piace anche far vedere come nello stesso territorio ci siano anche danze differenti fra di loro, quindi c'è un grande patrimonio. Abbiamo visto Ittiri con sa danza itiresa, Ploaghe che ci propone su Righedu Pintu, un'altra delle proprietà di questi luoghi, ed ora un'altra formazione molto importante che potete ben applaudire ed è quella di Florinas, Figulinas. Che entusiasmo per Figulinas. Figulinas, l'attività figulina, questa bella arte della lavorazione delle ceramiche nel passato, in epoca romana, a Florinas era molto fiorente. E ci piace molto sapere che c'è una formazione strumentale e vocale che può viaggiare assolutamente da sola, ma insieme ci regalano un momento davvero di grande passione per coloro che amano il canto logudorese e il ballo. Giuseppe Murru, la chitarra, Sandro Chessa, Giansilvio Pinna, questa è la formazione musicale. Le giovani donne e i ragazzi di Florinas che hanno appena concluso il Festival Figulinas dedicato a Lorenzo Manconi, ci portano nel loro paese con su Ballum Tundu Violinesu dal gruppo Figulinas. Cigadura cantegni e da sanura digiri 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 ne e digiri 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 ne
ballare, sì, manca tutta cosa, sì, manca tutta cosa, sì, manca tutta cosa, come trecca da campare, una cosa sui binari, tigri 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 e tigri 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 baiana, baiana bella, baiana, baiana bella, aio le casa a ballare, a ballare a balludundo che su mezzo del suo mondo, tigri 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 e tigri 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 bella Valeria mia. Comare mia, verdi nada ia, ma si portano in mano a mi chiamare, come un balletto che devo cantare, ricordare ho in allegria, comare mia, verdi nada ia, tigri 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 te, tigri 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 da, guarda bella mia. Io non dico nulla, voglio lasciarvelo godere tutto questo applauso. Che bello! Bene, bene, bene. Beh, molti vi hanno seguito in questi anni, altri vi seguono forse per la prima volta oggi. Io da 21 anni di fila mi sembra che seguo la vostra manifestazione, quindi ho imparato a conoscere bene ogni micropasso di ciascuno di questi ragazzi e ragazze di Florinas. Beh, adesso andatevene però, non è che dovete stare qui tutta la sera. Via, uscite, uscite. Bene, bene. 21 anni con loro. Beh, insomma, fra i ricordi che a volte creano molta emozione, io ho iniziato 24 anni fa qui a Nuoro per la prima volta, quando si andava al Quadrivio, la prima serata, poi qui su questo palcoscenico si faceva la finale, allora c'era ancora la competizione e poi si davano dei premi. L'ente provinciale per il turismo ogni anno istituiva e assegnava dei riconoscimenti, c'era il premio Sardegna Turismo per Amore e poi c'era il premio Maestro di Folklore, e fra questi maestri di folklore c'è colui che dirige il coro Toscanarios e ne è anche l'anima, l'autore, il musicista di queste voci giovani
e meno giovani del coro Toscanarios, al quale possiamo dare un bel saluto di benvenuto, e al maestro di folklore Bobore Nuvoli. Vieni che ti vogliono applaudire forte qui a Nuoro. Caro maestro, che bello esserti amico e ascoltare la tua musica. Sono molto felice di ascoltare qui due brani insieme. Quante saranno? 5.000 le persone presenti stasera. 01. Allora, c'è un canto che i nuoresi, come dire, amano in modo particolare per tante ragioni, e perché è stato scritto in occasione dell'anno del giubileo del 2000, scritto i testi, la musica, ed è forse il canto nel cassetto gigantesco che possiede questo maestro di folklore, questo direttore, con una miriade di canti e di musiche, forse è quello alla quale si sente maggiormente legato. È un figlio autentico, ma anche molti nuoresi si sentono legati a Su Redentore, e quindi questo sarà il primo canto. In fondo noi siamo tutti qui per festeggiare e per rievocare quel grande momento che nel 1901 ha coinvolto la città, ma ha coinvolto un'isola intera nella devozione, nella fede e anche nel folklore. Io volevo parlare ancora, ma i miei tecnici sono stati bravissimi e hanno preparato tutti i microfoni. Il solista Gigi Piccirillo, ma il secondo canto è anche un canto molto forte, in tragnas, si sente davvero una visione intimistica forse in questo amore profondo, ed è stato anche composto dal punto di vista musicale dal vice direttore Giampaolo Caldino. Insomma, due bei momenti con il coro Toscanarios da Nugolo, diretto dal maestro Bobore Nuvoli. in furore
dai lugoro non quería. Amén, malassau, non sum cruz injusta vida, miser lucre, miser vida, su dolore has consolau, miser lucre, miser vida, su dolore has consolau. Nel umano protettore, o Divino e Redentore. Nasci che una reglia in tuoi coro, uno dici in pena sa custodiare, San bene meu e brama sa titigliare, in sas intrañas paris in su calor. Validor de passione che venia, dor che rughi dal fondo sa cara a cara. Salvi anche Calabrina dai Lara e Lara, firma su tempor bello de Pizzinia. Volati in alto cielo sullo puzzone, io che sanne umero a su Signore, io che sanne umero a su Signore. Vecchia sa mariposa dai flore in flore, chi cazzolito brutto e benedizione, dai miglior de ordeos pa che recreo, sacra sia manna Deo no fiso vero. Volati in alto cielo sullo puzzone, io che sanne umero a su Signore, io che sanne umero a su Signore, legna sa mariposa dai flore in flore, il casulito brutto e benedizione, dai mio Deus meus, ma che recre
canto, ancora il canto delle voci nuoresi dirette da Umore Nuvoli per questo ensemble che si chiama Soscanarios. Grazie a tutti voi, grazie maestro, grazie, grazie infinite, accomodatevi pure. Adesso dateci giusto un minuto, anzi anche meno, per sparecchiare il palcoscenico, perché in un attimo naturalmente noi riprenderemo, c'è questa squadra tecnica davvero molto veloce e preparata, e continuiamo, se vogliamo, insomma, giocare ancora e suonare ancora un po' queste corde dell'orgoglio nuorese espresso nel canto e adesso anche nel ballo popolare, tra l'altro con un lavoro proprio di ricerca che va a ritroso in quello che erano i balli della città, fra quelli più antichi che si sono sviluppati appunto a Nuoro. E c'è una formazione che è insieme Associazione Culturale e Folclorica e si chiama come il Monte Nuorese che ospita la statua del Redentore, ed eccolo il gruppo folk Ortobene. Eccoli qua, forte forte il saluto, forte. Ecco, intanto continuiamo ad accogliere tutte le coppie nelle varie tipologie dell'apparato vestimentario nuorese, quindi vediamo insomma la bellezza delle donne e l'eleganza degli uomini di Nuoro e in particolare del gruppo folk Ortobene. Noi avremo modo di vedere, stavamo dicendo di questo lavoro di ricerca, presto noi questo ballo lo vedremo, Ivan, anche inizialmente con la voce, magari a cappella, poi gli strumenti, una sorta di quadro dell'evoluzione della musica popolare che accompagna la danza. Oggi vedremo solamente la parte strumentale e ancora quel magnifico musicista, organista che si chiama Carlo Boeddu, che è sempre lì, che potete applaudire anche forte perché sono tutti gli amici. Poi Simone Azzeni, Chinsadrunfa, quindi con lo scacciapensieri, e insieme ci proporranno appunto Zuballu Seriu ma Zirao a Ballutundu Anticu, quindi vedremo anche inizialmente nel passo, poi in futuro anche nella voce e nel canto, quella che è la Nuoro nella danza popolare più tradizionale. Ortobene.
Che bellezza ogni volta ricevere questi applausi forti per il gruppo Folk Ortobene di Nuoro, ma anche per Carlo e per Simone. Grazie. Oh, dunque. Adesso vi sarà un altro gruppo. Io vorrei davvero ringraziare il comitato che ha scelto tutte queste formazioni e sono davvero tutte molto belle, ci coinvolgono proprio tutte. Ma prima di invitarle sul palcoscenico vorrei fare ancora dei ringraziamenti, perché abbiamo ringraziato gli enti e le istituzioni, ma anche qualche sponsor privato. Vorrei ringraziarlo a nome dell'amministrazione comunale di Nuoro, perché ha collaborato. Per esempio Giolina e Angelo Gioielli hanno fornito gli omaggi alle 100 donne che hanno chiuso questa sfilata dell'edizione 110 del Redentore, ma anche la MC SRL, che ha messo a disposizione ulteriore acqua per l'accoglienza di tutti gli ospiti che sono arrivati in città, oltre a quella messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Il portale Sardegna, lo sponsor ufficiale con il suo punto di informazione turistica. E poi un ringraziamento va anche a Alessandra Zaorski, che è la traduttrice in lingua inglese del programma delle manifestazioni. Grazie a tutti, speriamo abbiate sempre voglia di stare vicini alla festa del Redentore. E adesso mi aiutate a dare il benvenuto ad Orgali. Guardate che bellezza, scusate se vi sposto subito. Ma che bello Dorgali, che bello l'abbigliamento, i gioielli, le donne, i Dorgali, gli uomini no, ma insomma sono simpatici. No, la bellezza è anche nel ballo. E tra l'altro io ringrazio molto il gruppo Folk Tiscali di Dorgali, che ho visto in questi giorni impegnati nel Festival Internazionale del Folklore, ma li ringrazio molto perché hanno riscoperto una tradizione che era molto in voga dagli anni 50 agli anni 70, quello di abbinare e affiancare allo strumento principalmente il tenore, ma poi quando si usavano strumenti musicali, come dire, moderni, figli dell'era industriale, come l'organetto diatonico, allora ad Orgali si usava molto il mandolino. La Sardegna ha una grande tradizione. Io ricordo Anedda negli anni 50 e 60, era uno dei più grandi musicisti, come dire, mandolinisti del mondo, cagliaritano Giuseppe Anedda, e quindi questa, come dire, tradizione dell'uso del mandolino evidentemente molto diffusa. E stasera i nostri amici di Dorgali, Tonino Spanu suonerà appunto il mandolino, e naturalmente anche l'organetto diatonico di Tore De Lussu farà la sua parte importante, ma soprattutto donne e uomini del gruppo Tiscali di Dorgali. Prego.
Dalle Tres Passos, gruppo folk, associazione culturale Tiscali, la bellezza del gruppo di Dorgali, Torre de Lussu e Torino Spano per quanto riguarda la musica. Grazie infinite, naturalmente, grazie. Ciao, ciao, ciao. Presidente. Oh, dunque, mi piace ritornare alla fisarmonica perché mi riporta tutti e 12 i suoni della scala cromatica, quindi anche quelli suoni delle Launeddas si possono riportare, ma in questo caso invece la fisarmonica ha proprio un suo senso nell'accompagnamento del ballo, proprio nell'area centrale, in questa fascia centrale dell'isola, e Samugheo, che ha questo costume così particolare, eccolo qua, così lo possiamo vedere e applaudire insieme, questo abbigliamento popolare femminile che ci riporta a questo piacevole vezzo delle donne di Samugheo, che erano davvero, come dire, brave nel realizzare questi intrecci di mantelline, fazzoletti, e creano un copricapo davvero molto molto affascinante. E Samugheo, oltre all'abilità evidentemente nella costruzione delle stoffe, la tessitura, che è una grande tradizione di questo paese, ha conservato un ballo, anche questo è molto curioso, ed è un ballo che non ha avuto diffusione se non all'interno del paese stesso, ed è interessante perché sembra quasi un ballo di corte, un ballo di palazzo riportato al popolo e quindi all'utilizzo della piazza, forse per i momenti di festa di grande coinvolgimento. In realtà non si sa quale sia l'origine e il significato, noi tutti però sappiamo che è un ballo davvero interessante, con questo intreccio di braccia e corpi fra uomini e donne che succede a Samugheo in Sorrosciada con la fisarmonica di Girolamo Barra.
Per Samugheo un bel saluto e ringraziamento. Caro Marco, ci siamo, ancora una volta una bella proposta del vostro ballo. Grazie a voi. Samugheo, accomodatevi. Il nostro regista Simone Serra indugia spesso con questa meraviglia di pubblico. Non so se possiamo mandarlo ogni tanto anche nel maxi schermo. Così vediamo veramente quanti siete davvero tanti ed è bellissimo sapere che i gruppi possono avere il sostegno di tante e la passione di tante persone. Adesso ancora una volta si fa un cambio di pagina repentino perché, ecco, grazie Simone Serra, il regista, un cambio pagina repentino perché dall'area centrale tra Barigadu e Mandrolisai di Samugheo, da questi curiosi copricapi e fazzoletti, si ritorna in Barbagia, in un luogo e tra gente meravigliosa, quella di Ovodda. Eccoli qua, il gruppo folk Oleri dal villaggio di Sant'Upredo de Oleri, questo luogo che vi raccontavano, citato dalla Casalis, che ha avuto vicende alterne, ma loro appunto hanno voluto riproporre nel nome un po' anche la storia del proprio paese, con il primo nucleo, con il primo centro abitato di questo luogo. Ed è interessante anche il rapporto con il ballo, oltre che col tenore, che hanno avuto un sacco di belle cose. Ma a Ovodda generalmente, come molte comunità dell'isola, si cominciava appunto il ballo, montava proprio, ci si cominciava ad avvicinare nel segno del ballo, della festa e dell'aggregazione con Suballu Zoppu, poi il fisarmonicista, l'organetista o il tenore, in questo caso l'organetista Pierpaolo Vacca, farà in qualche modo un cambio repentino anche dal punto di vista musicale e Beste Sazzirada a Ballu Dillu, quindi noi avremo queste due espressioni di ballo in un'unica espressione, in un'unica rappresentazione, con Oleri di Ovodda.
Oleri di Avodda con Pierpaolo Vacca, complice all'organetto, grazie. Potete accomodarvi ragazzi, prego. Con la musica? Elvio, dagli un po' di musica che così escono in festa. Eccoci qua, vai. Grazie per Paolo. Dunque, state vedendo un po' di immagini. Io ho ringraziato, devo dire, tutto lo staff, ma non finirò mai per ringraziarli davvero, tutte le persone che lavorano con me in questa produzione. Almeno cito coloro che guidano la parte audio, Elvio, il direttore della fotografia Piersini, il regista Simone Serra e quindi il nostro audio Stefano Piras, Giulio Giambalvo, direttore di produzione. Sono talmente tanti, veramente grazie a tutti loro che ci fanno vivere davvero una bella suggestione, i balli, come dire, incorniciati in questo modo meraviglioso, quindi grazie.
Vedete, Sant'Antioco ci ha già raggiunto una piccola formazione, ma rappresentativa di quest'isola sulcitana, che con Franco Melis, abile suonatore di Launeddas di Tuili, avrà modo di accompagnare e farci sentire la madre di tutti i suoni con queste 3 canne che hanno, come dire, segnato la storia della musica popolare in Sardegna, visto che l'iconografia più antica ci riporta al bronzetto nuragico dell'VIII-VII secolo a.C., quindi evidentemente la storia di questo strumento nell'isola ha radici davvero profonde, e loro ci balleranno, visto che appartengono all'isola nel Sulcis, all'area meridionale della Sardegna, e il ballo è chiaramente quello campidanese. Le Launeddas saranno la regina del suono di questa performance di Sant'Antioco.
Domenis Le Laurentas, grazie al gruppo di Sant'Antioco, potete accomodarvi. Ricordatevi di lasciare una coppia qui per il ballo finale e poi rientrerete a casa, che se il viaggio sarà certamente lungo per stasera, però valeva certo la pena proporre il ballo dell'isola di Sant'Antioco in un palcoscenico così prestigioso come questo dell'anfiteatro comunale di Nuoro, intitolato a Fabrizio De André. Adesso vi vogliamo fare, eccolo, un bel regalo, non c'è bisogno di presentare nulla, mai come in questo caso mi sento davvero superfluo, perché basta vederli ed ecco cosa accade, l'applauso più bello, eccoci qua. E poi, oltre alla bellezza dell'abbigliamento, oggi tanti applausi anche nella sfilata, vi hanno veramente sommerso di piacevole condivisione. E oltre al piacere di vedere l'abbigliamento popolare, di vedere il ballo, abbiamo anche la possibilità di ascoltare il tenore di Orgosolo, e insieme su tenore e il ballo ci propongono chiaramente, semplicemente, come si dice a Orgosolo, su ballo Antau. Tuo rapido sonore de ospitare si mortale insorto bene basso redentore a sentinella e tu a sardina aumenta dinde su buon pastore in paradiso e si difende de esos campos su suore in sarta antica sia sempre Divino Redentore, io ti imploro, l'amore tu bruglie se egoismo e invidia in ogni coro tutto sorfizor dessa terra mia vettan in fondo su oh vettan de su de su progresso a persona no var via duo sus scoror duo sos chi zaman in goro macine vatta de oro chi non va niente prata chi non va niente prata chi non va niente prata
Maggine fatta de oro, maggine fatta de oro, chi non va niente prata, maggine tutto fatta, chi prata non va niente, chi prata non va niente, prata non va niente, chi prata. Vai usar dessa gente, si spaglia usar dessa gente, si spaglia usar dessa gente, luna de su mese maio, dessa gente de si spaglia, de su mese maio luna, ma de su mese maio luna, su mese maio luna, de su. Per bella seconduna, de ser bella seconduna, de ser bella seconduna, chi in danza lo sa si stella, e quando una de ser bella chissà si stella, annazero, chissà si stella, annazero, chissà si stella. És um trato beru, juga, és um trato beru, que todo o mundo luga, és um trato beru, juga, que luga, és todo o mundo, que luga, todo o mundo, que luga, és todo o mundo. O piluana de Bruno, o piluana de Bruno, não la domine pintado, o pilu Bruno anda, não la pintado, o mine, não la pintado, mine, não la pintado, o mine. Raser de prata vine, caraser de prata vine, rosana di buona matta, caraser de vine prata, na di buona matta rosana, di buona matta rosana, di buona matta rosana, Dona meiginosa, vuntana meiginosa, vuntana meiginosa, kisumalaidu sana, meiginosa, vuntana, gisana, sumalaidu, sana, sumalaidu, gisana, sumalaidu. Limone, pompia, sidru, limone, pompia, sidru, chi già na donzi persone, sidru, pompia, limone, de me non tenza solfidu, de me non tenza solfidu, de me non tenza solfidu. Mante da samorau, che tu cannor tuo, sos cor tuo, sos chisamman in nugoro, maggine vatta de oro, maggine vatta de oro, chi non va niente pratta, chi non va niente pratta. Zamorau, mantendas, qui zamorau, mantendas, cantanos petu dorau, qui mantendas zamorau, petu dorau, cantanos petu dorau, cantanos petu dorau, cantanos. Non tu guia sus pannos, sì, non tu guia sus pannos, una santa mi paria, sì, sus pannos non tu guia, mi paria su una santa, mi paria su una santa, mi paria su una santa. Stesso ballo cantavo, chi va chi mosa tenore, con simpatia e amore, a voi se dedicavo, a voi se dedicavo, voi se dedicavo, a voi. Che bel boato che si sente dopo che alla Orgosolo, gruppo Murales. Grazie, come possiamo ringraziarvi ancora così, con applausi. Eccoci qua. Oh, dunque, la festa del ballo di tutta la Sardegna
in particolare della Barbagia, certo della città di Nuoro, ma di tutta la Sardegna. Tra l'altro ho visto che il sindaco Alessandro Bianchi è ancora qui all'anfiteatro, che sta proprio rappresentando la città per salutare tutti gli ospiti, l'assessore Leonardo Moro. Grazie sindaco, grazie assessore, credo che vi vogliano applaudire tutti davvero per questo magnifico regalo che avete fatto alla Sardegna con questo Festival regionale del folklore. E adesso ancora la Sardegna, il Mandrolisai. Mi aiutate a salutare Sorgono, il gruppo folk Sorgono. Oh, bene, bene, bene. Sono molto rigorosi anche a Sorgono e naturalmente nel ballo c'è una grande, come dire, espressione di orgoglio, di tradizione. Sono il ballo evidentemente rituale, ma anche la danza di corteggiamento che dell'area del Mandrolisai è particolarmente diffusa e brillante, coinvolgente, quindi ci vuole veramente una grande abilità per sostenere ritmi e tempi che Sergio Puzzu con il suo organetto diatonico avrà occasione di offrire ai ragazzi e alle ragazze di Sorgono per Sananza.
Questa danza sorgomesa mi pare che piaccia molto, quindi sia andato tutto molto bene e quindi grazie Sorgon, accomodatevi pure, grazie Sergio. Bene, bene, bene. 110ª sagra del Redentore ci guida questa grafica in tutto lo sviluppo della manifestazione. E noi siamo pronti per ospitare altri amici, altri luoghi dell'isola. Villanova Monteleone, eccoli qua, bellissimo luogo che sta in montagna ma anche 15 km di coste, infatti hanno qualche evidentemente segno del mare anche nell'abbigliamento popolare, visto che il corallo abbonda, quindi si richiama insomma anche al territorio di provenienza. E poi certo quando di Villanova Monteleone non ci si può non riferire a Sumastrumannu, quindi Remundu Pilas, e quindi la poesia ci ritorna subito alla mente. Ma adesso la poesia non la dobbiamo affrontare, dobbiamo vedere invece il ballo. E questo c'è un passaggio molto interessante fra coreutica popolare e coreografia, ma fatto con molto rispetto e molto garbo, ed è bello vedere il passo tradizionale del paese in uno sviluppo coreografico fatto proprio di cerchi, di movimenti circolari costanti. E Singhindulada, mi dicevano prima, mi spiegavano che su Ghindalu è l'arcolaio, quindi l'attrezzo che serve per aggomitolare la lana, che gira costantemente, e quindi visto che si chiama Ghindalu, loro il ballo lo chiamano Singhindulada perché è un vortice continuo e coinvolgente. La musica è di Giovanni Lai, figlio di Barore Lai, quindi ricordiamo sempre i grandi. Villanova Monteleone.
Grazie infinite, potete accomodarvi e così lasciamo il palcoscenico ad altri ospiti. Dopo Villanova Monteleone, accompagnato da Giovanni Lai, chiamiamo altri amici sul palco dell'anfiteatro di Nuoro. Sono già pronti i musicisti e i cantanti, visto che è un ballo cantau con l'organetto Emilio Incollu, ma c'è anche la voce di Luca Corrias, la trunfa di Piero Barca, e sono la parte strumentale musicale che accompagna e che segue il gruppo che rappresenta in questo caso la regione Ogliastrina. Stiamo parlando delle tradizioni popolari di Baunei. Eccoli qua. Buonasera Baunei. Allora, con Baunei avremo modo di vedere appunto il ballo più semplice, accompagnato anche dalla voce, e anche in questo caso la denominazione risulta su ballo cantao, tradizioni popolari di Baunei.
no già diventare. Con capportugo a versa furiata e sa ruttessa vigo cansa posta, seguimos sul rientro costa costa, capita come tocca da tornare, o abba o a margine standare, domini giega o nottar sa lontana, o abba frisca e o abba sana, su uno scano sin dar mai seccato. Ad ogni festa ser sempre mudata, Santo Nicola de ne spovattonu, Gala Santuno sorgiu de giuono, a Santo Pedro figa cascoidore, a Santa Maria di d'amor valore, ad ogni anno lì gran mese agosto, a Sant'Antioglo di d'amor so giusto, che vai festa assai da buona gente. Santa Lugia vuru d'indescita, stimballo bello singianne cucina, de alto e de stotto sa marina, lo sore cieli sui le torquelie, a turu se le standare bunie, carsava un tavolo salta de su salto, ammiro su come uno caserbalto, a mare fatto su barco nazionale. In su corso di Golas orientale, tantos turistas de su continente, che d'ogni anno su tempo bruscamente, galanta pedra longa sin pescare, veniele strosanos a visitare, vigadio sin lavoro che impaciencia, sapremmo cosa desse s'accoglienza, che in ballo e che in buona permanenza. Allora la Regione L'Ogliastra con Baunei, grazie ragazzi, accomodatevi pure, grazie infinite. Che bei sorrisi che hanno queste ragazze di Baunei, che bellezza vederle ballare. Oh, dunque, naturalmente volevo informarvi che se vi farà piacere, prossimamente, credo, prendetelo con beneficio di inventario, ma immagino sabato prossimo e l'altro ancora, per 2 serate in prime time, quindi dalle 21 alle 23 andrà in onda su Videolina, quindi sul territorio regionale, nel satellite, nel web, quindi questa serata chi avrà piacere potrà comunque seguirla da ogni luogo del mondo grazie alle tecnologie e ai sistemi di comunicazione multimediali, quindi prossimamente sarà anche come dire, fatta vivere da chi non ha potuto avere la fortuna di stare qui insieme a voi stasera. E a proposito di piacevoli ricordi, avvenimenti, ricorrenze, anniversari, è già arrivato Oristano, mi aiutate a salutarli perché c'è una ricorrenza speciale con Oristano, il gruppo città di Oristano. Enrico Fiori festeggia a Nuoro il doppio dei miei anni perché
Tu l'anno prossimo festeggerai 50 anni di fila al Redentore. Io, se l'amministrazione comunale mi vorrà ancora, l'anno prossimo festeggerò 25 anni, la metà. Però sarà veramente un gran piacere stare sempre qui su questo palcoscenico. E io ovviamente Oristano con il suo fisarmonicista giovanissimo, peraltro, che accompagna Giantonio Fadda, vedi ogni tanto la mia memoria, vedi, si invecchia, caro amico. Giantonio Fadda ci propongono su ballo d'undu capitanesu, evidentemente. Oristano.
Eccoci qua, grazie anche a Oristano. E io sto praticamente raggiungendo il palcoscenico, la mia postazione, insieme a giovanissimi rappresentanti di Meana Sardo. Sono molto felice di vedere questi giovani perché da pochi mesi, forse un anno, hanno finalmente ricostituito il gruppo che fa capo alla Proloco e loro hanno una grande responsabilità, cioè quella di riproporre questa danza meanesa che nel passato, 20-25 anni fa, aveva reso famosi i danzatori meanesi per l'interpretazione davvero virtuosa della danza di corteggiamento. E anche dal punto di vista musicale c'è un giovane organettista, Matteo Casula, che anche in questo caso ha una bella responsabilità, perché poi a Meana c'è Francesco Fulghesu, che è un grande musicista che tra l'altro ha ripreso a suonare quest'anno, quindi siamo molto contenti dopo 5 anni. Allora ovviamente i giovani ci ripropongono quella che è la danza del paese e quindi sta danza meanesa.
Allora ragazzi, devo dirvi, non c'è bisogno anzi di dirlo, per dagli applausi mi pare che abbiate assolutamente, come dire, ben rimpiazzato e continuato il rapporto col ballo che avevano i vecchi del gruppo di Meana. Grazie, accomodatevi pure. Meana, Matteo Casula, grazie a Matteo. Silvano Fadda ha già conquistato la sua postazione. Silvano l'abbiamo sentito qualche giorno fa in concerto nella manifestazione di Irgoli dedicata all'organetto, ma in questo caso in veste di accompagnatore di un gruppo davvero molto bello, proprio bello nell'abbigliamento e nel ballo. Busacchi, eccoci qua, Busacchi, che bell'entusiasmo, che bellezza anche questo abbigliamento. La Sardegna veramente ci regala queste iconografie davvero straordinarie. Molto bello l'abbigliamento popolare, ma molto bello il ballo, e a Busacchi hanno anche la danza, ma siccome nella nostra scaletta ci piaceva metterli vicino a Meana, quindi Meana ha fatto la danza quest'anno, voi farete su Ballo e Usacchi, quindi dalla danza di corteggiamento ritorniamo al ballo rituale nella versione del paese di Busacchi e dei danzatori che sono davvero molto molto abili, quindi seguite tutti i passi, tutta una serie di movimenti che faranno gli uomini e le donne dei Busacchi Bella Mia con Silvano Fadda all'organetto, e il ballo è quello locale su Ballo e Usacchi.
Allora, Silvano Fanda, Usaki, Bella Mia. Allora, grazie ragazzi, accomodatevi, così vi informo anche sulla situazione a questo punto della serata. Stiamo veramente volgendo al termine, ma vi invito a stare tutti qui in anfiteatro fino alla fine, perché con Alessandro Zizzi, con il nostro Zizzone di Nuoro, ci saranno tutte le coppie in rappresentanza della Sardegna intera che chiuderanno questo ballo, e naturalmente da Tancamanna, come ogni anno, i fuochi artificiali per rendere ancora più spettacolare questo evento. Ma adesso c'è anche un altro ballo estremamente piacevole. Io posso dirlo, insomma, che mi piace veramente tanto, tra le mie cose in assoluto preferite, questa doppia versione del ballo che a Ollolai, da rito e da rituale serio assolutamente composto e austero, il ballo poi a un certo punto si apre nella danza di corteggiamento, in un gioco di movimenti, e lì ha un ruolo importante anche Riccardo Soro con il suo organetto diatonico. E a Ollolai c'è questa bella tradizione nel ballo, che il ballo è tundu e indassa. Ollolai, sor balladores.
Allora, Ollolai, Riccardo Soro, grazie ragazzi, e stiamo arrivando davvero alla conclusione di questa festa, di questo festival regionale del folklore, di questa strepitosa occasione per vedere tutti i balli più importanti dell'isola intera. E insomma adesso noi approderemo di nuovo in Baronia dalla Barbagia di Ollolai, dal gruppo Folk Balladores, per invitare un gruppo che con molto piacere facciamo esibire su questo palcoscenico, il gruppo Santa Maria e Mare di Orosei, e loro naturalmente li vorremmo subito in scena, e ci fa particolarmente piacere perché questo ballo è accompagnato da sul tenore Vicente Gallus di Orosei, e ci regalano, ho detto davvero con molta sincerità, è uno dei balli, quelli che mi piaceva moltissimo, Tundo in Dassa, ma anche su ballo a Passu Turturino è una delle cose più belle del mondo, quindi lo vediamo molto volentieri insieme con su tenore Vicente Gallus, Santa Maria e Mare, Orosei. Buonasera, amata cittadina, salutare boscheria de Un sao che mia e costu tenore accompagnamos de Santa Maria e saluto chi in questa presentata. Buonasera, gente, buona in un'isola di mare, banda kirkarakulumba, banda kirkarakulumba, banda kirkarakulumba, banda kirkarakulumba, marinai runda, rende la pesacata, runde nello schivolo, tina sapeda de mamma, esti sposto coro, grande saluto mi vade, runde la Asperar de mamma, es justo puro canto saludo mi dam, canto saludo mi dam, eres tad mare, tutto pro, un dono eterno atadio battuto care, eres tad man,
e tu si comincia pero non te ne partito tre nave in un avvio tu entrare asa tanggapin nare. E questa era la proposta della baronia con il tenore e il gruppo folcloristico Santa Maria Mare. Accomodatevi pure, ma lasciate una coppia qui, anzi due mi pare, sono due costumi differenti. Salutiamo il tenore Vicente Gallus, Alessandro Zizzi, stavo dicendo Alessandro Melis, che volevo salutare, Melisone, che è lì, che ha suonato l'anno scorso mi pare, vero? Quest'anno abbiamo invece Zizzone. Accomodati pure, facciamo salire i gruppi, eccoli qua. Allora facciamo accomodare la Sardegna del ballo su questo palcoscenico, sarà uno spettacolo davvero piacevole. Io voglio davvero ringraziare tutti voi, siete rimasti tantissimi fino alla fine, vi fate voi un applauso bello perché è bello vedervi così tanti. Il cielo di Nuoro adesso comincia ad accendersi con i fuochi artificiali dal nuraghe di Tancamanna, sentite, fra un po' li avremo qui sul cielo dell'anfiteatro. Io voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Nuoro, davvero, il sindaco Alessandro Bianchi, l'assessore Leonardo Moro, l'amministrazione intera, grazie davvero alla città di Nuoro per questa bella festa che ci ha offerto. Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Banco di Sardegna, Camera di Commercio, Provincia di Nuoro, Sistema Turistico Locale, Istituto Etnografico, Biblioteca Sarda, ATP, Nuoro Ambiente, Alessandra Zaorski, Giolina e Angelo Gioielli, MC SRL Acqua, Portale Sardegna, insomma grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno reso ancora più bella questa festa. Ci aspetta la prossima, da domani la città di Nuoro lavorerà per la prossima settimana, per il 29, per la grande festa religiosa della città e dell'isola intera. Grazie a tutti, buonanotte, ciao!
Thank you.